tirocini di inclusione sociale sono strumenti di politica attiva finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia e alla riabilitazione delle persone. I destinatari sono quindi soggetti in condizioni di grandi fragilità e vulnerabilità, già presi in carico da servizi pubblici competenti. La presa in carico può avvenire in ragione di motivazioni di natura economica, sociale, sanitaria o dalla combinazione di ciascuna di queste e consiste nella funzione esercitata in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi in rete con altre risorse pubbliche o private del territorio. In ragione della complessità dell'intervento di inclusione sociolavorativa, nell'attivazione dei tirocini atipici sono coinvolti, oltre che l'azienda ospitante, il tirocinante, l'ASPAL, Agenzia Sarda per le politiche attive e per il lavoro, in qualità di soggetto promotore, anche i servizi competenti per la presa in carico con un ruolo attivo. Il servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione dall'ASPAL è quindi il soggetto promotore e garantisce la possibilità di attivare i tirocini di inclusione su tutto il territorio regionale attraverso l'attività dei centri per l'impiego. Supporta l'azienda ospitante e il tirocinante nelle diverse fasi di attivazione e gestione del tirocinio e supporta i soggetti coinvolti nella redazione del progetto personalizzato di tirocinio, mettendo in evidenza non solo quelli che sono gli obiettivi professionali, ma anche quelli di inclusione sociale. Questo strumento realizza quindi un intervento di rete attraverso la collaborazione non solo formale ma anche sostanziale dei servizi pubblici per il lavoro, dei servizi sociali e dei servizi sanitari. Ciao, sono Paola Masala, ho 37 anni e sono responsabile della comunicazione di Sardegna Teatro. Sono entrata a lavorare in questo teatro alla fine del 2010, grazie al programma di rientro del programma Master & Back. Il programma Master & Back mi ha dato la possibilità di ampliare la mia formazione e specializzarmi in una delle università private migliori d'Italia, che è la Bocconi, con un percorso formativo che prevedeva anche un percorso stage in diversi teatri a Milano. In questo modo ho avuto la possibilità di sperimentare da subito la formazione avuta in ambito lavorativo e dopo 2 anni tornare in quest'isola per poter mettere a frutto la professionalità maturata. Ho capito che avrei lavorato da subito in campo artistico perché ho 10 anni di studi artistici alle spalle, ho iniziato con un liceo in prima parte e la seconda parte è più caratterizzata da studi accademici. In questa seconda parte ho avuto la possibilità di sperimentare diversi settori delle arti visive sino ad arrivare alla scenografia. È stata la scenografia che mi ha avvicinato al mondo del teatro. Subito dopo il diploma all'Accademia ho iniziato a lavorare con delle associazioni culturali parallelamente, una che si occupava di produzione teatrale, l'altra di promozione del cinema d'autore, ed è stato lì che ho capito che avevo bisogno di formarmi un po' più sul lato organizzativo ed è stato in quel momento che ho avuto la possibilità di partecipare al programma Master & Back e di partecipare ad un percorso di formazione molto importante in management dello spettacolo. E lì ho capito che la materia, il settore che mi appassionava di più e che mi dava la possibilità di mettere insieme il lavoro che avevo svolto sia sul palco che dietro le quinte nella comunicazione. Io credo che per fare questo lavoro ci voglia una grossa dose di entusiasmo, passione e soprattutto formazione, perché è un settore sempre in trasformazione, quindi c'è sempre bisogno di tantissima formazione.
Per quanto mi riguarda, posso però dire una cosa che forse mi caratterizza in modo più intimo. Vengo da un paese di mare, sono abituata sempre a guardare oltre l'orizzonte e questa è una cosa che mi ha caratterizzato sempre nei miei studi e nel mio lavoro. Il consiglio che posso dare è per chi vuole intraprendere questo mestiere o comunque per chi vuole avvicinarsi al teatro. Esistono tanti corsi di formazione oggi, cosa che 15 anni fa non esisteva. Quindi informatevi, anche in Sardegna sempre di più crescono le opportunità per poter incontrare anche degli esperti di settore. Formatevi, questo è il mio consiglio, formatevi e sempre con quella dose di passione ed entusiasmo che se manca nella vita in generale non fa scattare il cambiamento che è quello che tutti oggi poi stiamo cercando. Cito la frase di un autore anche teatrale, sardo, che si chiama Francesco Masala, che dice «S'allimba e si storia del suo mondo», ovvero lui sosteneva che raccontando una piccola comunità si potesse raccontare il mondo. Questo secondo me è il teatro di produzione che vorrei vedere, ovvero noi possiamo in Sardegna produrre con la nostra specificità delle cose che ci raccontano, che raccontano la nostra isola per poter raccontare anche tutto il mondo. Ciao, buon lavoro! Nel curriculum vitae Europass c'è una voce che si intitola Occupazione desiderata, un campo che spesso viene trascurato e invece è una delle voci più importanti del tuo curriculum vitae. In questo post-it voglio spiegarti per quale motivo è così importante nel tuo curriculum la voce Occupazione desiderata. In questa voce ti viene richiesto di indicare non solo quale lavoro stai cercando, ma anche dove, cioè in quale contesto o azienda vuoi svolgerlo. E sai quindi perché di solito questa voce viene cancellata o risolta frettolosamente quando scriviamo il nostro curriculum? Perché noi per primi non sappiamo rispondere alla domanda che lavoro sto cercando. In questo campo, infatti, non si tratta solamente di scrivere che lavoro vuoi fare, ad esempio la segretaria, ma anche in quale contesto lavorativo vuoi svolgere quella attività, ossia la segretaria, ad esempio, in un teatro oppure da un commercialista. E questa è la voce che fa venire i nodi al pettine, perché se hai difficoltà nello scrivere questa voce vuol dire che hai saltato qualcosa nelle prime 2 fasi di preparazione della ricerca del lavoro. E allora interrompi qui il video e guarda i post-it dei capitoli 1 e 2. Se invece non hai difficoltà a indicare in questa voce qual è il lavoro per cui ti stai candidando e in quale contesto vuoi svolgerlo, allora vuol dire che hai le idee sufficientemente chiare per poterti proporre nel mondo del lavoro e chi leggerà il tuo curriculum vedrà già a colpo d'occhio che sai dove indirizzare la tua ricerca del lavoro.